Buongiorno amici montanari, oggi è giovedì 29 luglio 2021, mi trovo vicino al passo San Pellegrino, ho parcheggiato l'auto, forse lo vedete anche il parcheggio più o meno qui, appunto su un parcheggino, in un parcheggino che si trova lungo la strada che sale verso il rifugio Flora Alpina. Ora sono sulla strada che porta verso il rifugio Fucciade con Ray, perché poi da lì prenderemo il sentiero che ci porta verso la Forca Rossa. Non dovrebbe essere un itinerario troppo complesso e niente, vediamo come va. La giornata è stupenda, unica giornata buona di questa settimana e niente, noi ci vediamo lungo il percorso. A dopo montanari.
Allora amici montanari, io sono quasi arrivato al rifugio Flora Alpina, non manca molto, ormai la strada è tutta così e quindi direi che possiamo anche fare un po' il punto della situazione di questa escursione, che devo dire mi è piaciuta tantissimo, veramente veramente tanto. È un giro non difficile, solo un po' di fiato, ecco, perché non ci sono pendenze spaccagambe, non ci sono tratti esposti, non ci sono difficoltà tecniche particolari, non è così lungo e il dislivello è tutto sommato contenuto, perché dopo guarderò bene la traccia GPS, ma siamo anche qui intorno ai 600-700 metri di dislivello positivo, quindi fattibile direi. L'ambiente è incredibile, lo state vedendo, cioè guardate che roba, è veramente stupendo e quindi così sono veramente contento. Sono salito direttamente alla Forca Rossa, però ho evitato, adesso non mi ricordo i numeri dei sentieri, ve li scrivo qui sotto e comunque poi c'è la scheda tecnica. Ho evitato il tratto sul ghiaione perché non mi fidavo con Ray, allungavo tanto, non volevo farlo stancare troppo e quindi ho tirato su dritto, mi sembra sia il 670, però non voglio dire una fesseria. Poi tornando giù ho deviato per il percorso dell'Alta Via dei Pastori, che è proprio carino, si passa in mezzo a queste baite, proprio carino. Ora appunto, come vi dicevo, sono quasi arrivato al rifugio Flora Alpina, da lì poi c'è solo un pezzettino di strada aperta a tutti, ecco, da fare fino a dove ho parcheggiato l'auto, e quasi quasi, vista l'ora, comincio ad aver fame, anche se non dovrei, perché dovrei stare un po' più a dieta. Mi fermo a mangiare in rifugio. Adesso vediamo quanta gente c'è, se mi ispira, e se no vado a casa, vediamo. Comunque io vi lascio alla scheda tecnica e noi ci vediamo fra poco per i saluti finali. A dopo montanari. Per questa escursione prendiamo come riferimento la carta 06 della Tabacco. Parcheggiata l'auto lungo la strada che sale al rifugio Flora Alpina, si imbocca la strada bianca che conduce al rifugio Fucciade, da dove si prende il sentiero 670. La traccia sale tra prati e pascoli, non sempre ben segnalata e con pendenza mai eccessiva, fino a congiungersi con il sentiero 694 che porta alla Forca Rossa. Per la discesa si torna sul sentiero 694 fino al bivio con il 670 fatto in salita, che va però questa volta ignorato tenendolo a sinistra. Si rimane quindi sul sentiero 694, lungo il quale corre anche l'Alta Via dei Pastori. Questo sentiero, conducendo attraverso il Pian della Schitta, porta a prendere la strada bianca che, passando per i casoni di Valfredda, conduce al rifugio Flora Alpina. Da qui, lungo la strada asfaltata, si torna al punto di partenza. Allora amici montanari, siamo ai saluti. Io ormai sono a rifugio Flora Alpina, qui sotto lo vedo, pochi minuti, e quindi direi che il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso, come sempre, mettete un bel like, condividetelo per farlo conoscere anche ai vostri amici e lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video in uscita. Cos'altro dire? Come sempre vi lascio in descrizione la scheda tecnica nella pagina del sito internet di Orme Montane con la traccia GPS, i dati e tutto quanto, e basta. Noi ci vediamo al prossimo video e buona montagna a tutti. Ciao montanari!